Buongiorno Melandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo a Taglio di Po per l'ultimo saluto a Renzo Padoan, un personaggio importante per il nostro territorio, politico ma non solo, dirigente Enel, in più di 38 anni ha operato con ruoli sempre più importanti appunto all'Enel in molte centrali termoelettriche in Italia ed in Spagna. Nel 2005 aveva avuto il riconoscimento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la decorazione della Stella al Merito del Lavoro, con il titolo di Maestro del Lavoro. Nel 2012 la Camera di Commercio di Rovigo lo ha premiato con la medaglia d'oro per la fedeltà al lavoro e l'incoraggiamento al progresso economico. Non ultimo, nel giugno del 2019, in occasione della Festa della Repubblica, gli è stato consegnato l'attestato di cavaliere conferita dal Presidente Sergio Mattarella. Tante le persone che in vita lo hanno stimato, ma ci fa piacere ricordare le parole del sindaco Francesco Siviero di Taglio di Po, che ha detto: l'ho conosciuto una quindicina di anni fa ed è stata una persona importante per me. È nata da lui l'idea della mia candidatura a sindaco e la mia carriera politica. Riposi in pace, Renzo Padoan. Ciao Carlo.